Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Ciao a tutti amici di Mattoscacco, ben trovati. Vi mostro una nuova partita inerente a questa nuova sezione dedicata alla difesa negli scacchi, e per chi ancora non abbia visto il precedente video vi ricordo che la difesa è un aspetto fondamentale della partita. Chiaramente durante il corso della partita è facile attaccare, nel senso è facile vedere temi in attacco, però non è così facile e semplice vedere temi in difesa. Affinché il nostro colpo d'occhio per quanto riguarda la difesa possa essere sviluppato, la visione di tante partite può senz'altro aiutare. La partita che vi propongo è una partita storica giocata da Sivrek Tarrasch, giocatore abbastanza famoso che ha anche dato il nome a qualche variante di alcune aperture, in particolar modo la francese, e il suo avversario Alexander Aliekin, anche lui famoso per aver dato il nome a un'apertura, appunto l'Aliekin. Il bianco gioca 4, il nero risponde con i 5 dopo cavallo F3, cavallo C6 e alfiere C4, posizione standard, posizione abbastanza principale dell'apertura italiana. Alfiere C5, C3 e dopo alfiere B6 il bianco decide di giocare D4. Dovete sapere che è molto importante conoscere le proprie aperture e conoscere sicuramente le idee principali dell'apertura, sia da bianco che da nero. È chiaro che se il bianco gioca C3, alla prossima vuole fare D4 e quindi il nero per certi versi lo anticipa, decide di spostare il suo alfiere in B6 perché dopo D4 non guadagnerà quel fastidioso tempo. D4 sulla scacchiera, donna E7, un approccio particolare, un approccio raro. Ovviamente l'attenzione potrebbe andare su questa spinta, però attenzione perché se io spingo fisso due pedoni al centro su Casabianca con un alfiere, l'unico alfiere sviluppato. E quindi dobbiamo fare attenzione perché dal nulla potrebbero arrivare mosse che non ci aspettiamo, tra cui donna C5, minaccio matto, minaccio l'alfiere, oppure alfiere per F2 minacciando nuovamente donna C5, scacco Re con l'idea di riprendere l'alfiere. Quindi una mossa innocua come cavallo B8 in realtà sta minacciando di vincere, appunto per questo piano che abbiamo visto. D5, al di là della possibile tattica che cercherà il nero, è una mossa che dal punto di vista strategico posizionale dispiace un po' perché chiuderà immediatamente il nostro forte alfiere. Arrocco corto, mossa logica, se il mio avversario vuole cercare di prendere spazio al centro, mi ha impostato il suo gioco con una mossa particolare, quale donna E7, io metto il mio re al sicuro e poi cercherò di attaccarlo. Cavallo F6 per il nero, dunque torre 1. Ci sarà un momento, non sappiamo ancora quando, in cui il bianco potrebbe cercare l'apertura del centro. Per quale motivo? La donna N7 non sta benissimo, è una donna al centro della scacchiera, sappiamo tutti, spero di sì, sappiamo tutti che sicuramente non si trova bene. Per quale motivo? Perché potrebbe diventare un obiettivo di attacco. D6 per il nero, quindi A4. Dunque A6 per salvare il proprio alfiere da possibili fastidiosi attacchi. In questo momento se io non giocassi A6 e gioco una semplice arrocco, in realtà la tattica che si può creare è la seguente: io attacco il cavallo e fino a qui non è un problema. Il problema è che quando il cavallo si sposta, occhio, ti attacco l'alfiere e anche fino a qui non è un problema, però il problema arriva alla mossa successiva, nel momento in cui l'alfiere è in trappola. Come vedete, questa è una posizione in cui il bianco semplicemente mossa dopo mossa conquista spazio, attacca un pezzo, finché non riuscirà a intrappolare l'alfiere. Dunque attenzione alle mosse del vostro avversario. Tendenzialmente, a grandi linee, ogni volta che il vostro avversario spinge un pedone laterale, come in questo caso il pedone A4, la reazione è quasi sempre con A6 o con A5. 6 sulla scacchiera, H3 per evitare l'inchiodatura, e a questo punto arrocco corto. Dunque, alfiere G5 abbiamo permesso noi da nero, Aliekin ha permesso questa inchiodatura e H6 sulla scacchiera. L'alfiere torna indietro e torna a D8. Che mossa strana. Quale mai potrebbe essere l'idea di donna D8? Magari qualcuno si potrebbe chiedere il motivo. Solitamente se un pezzo viene mosso più volte
soprattutto i pezzi, quelli un po' più importanti, la donna, la torre, magari un alfiere, un cavallo che erano in una posizione ideale, se vengono rimossi, forse vogliono dare la casa a un altro pezzo per iniziare qualche manovra. Alfiere di 3 per il bianco, quindi torre 8, cavallo di 2, alfiere 7 e dopo donna C2 il centro della scacchiera è abbastanza solido, abbastanza sotto controllo. Per quanto riguarda il concetto di armonia di cui parlavo in qualche altro video, facciamo attenzione perché questi due alfieri è vero che sono forti, controllano case centrali, però a volte si toglieranno spazio da soli. Pedone per D4, cavallo per D4, in caso di ricattura di pedone seguirebbe cavallo B4 attaccando donna e successivamente catturando quell'alfiere. Quindi cavallo per D4, cavallo E5 e alfiere F1. Il bianco sta cercando di preparare questa avanzata. Spingo in F4, ti faccio indietreggiare. Se la mia torre fosse qui, magari potrei collegare questa spinta a una successiva E5, ti attacco, apro la colonna, chissà, la tua donna sarà in pericolo. F1, pedone D5 e adesso torre D1, un po' come avevo annunciato prima. Pedone C5 per il nero. Ricordate che la migliore difesa è l'attacco. Cosa significa? Che se io durante il corso della partita riesco a mettere un po' sotto pressione il mio avversario attaccando, questo qui ovviamente mi aiuterà parecchio. Perché se io attacco non mi farò attaccare, se io attacco lui dovrà difendere, se i suoi pezzi difendono non saranno certamente pronti ad attaccarmi. Cavallo B3 sulla scacchiera, donna C7, alfiere F4. Mossa furba, stiamo inchiodando il cavallo lì al centro e ci prepariamo a una possibile apertura. Probabilmente da bianco voglio catturare e poi pressare il punto E5. A questo punto c'è una considerazione importante da fare. Quali sono i pezzi migliori del bianco e del nero? Se io mi pongo questa domanda, probabilmente arrivo alla conclusione che questo alfiere in F4 è un pezzo abbastanza forte, probabilmente il più attivo e il più forte del bianco in questo momento. Se la stessa domanda la giro per il nero, qui non è chiaro. La donna sì è forte, magari voglio preparare la batteria, però finché c'è questo fortissimo e fastidioso alfiere non sono in grado di farlo. E allora Aliekin, anticipando l'attacco possibile del suo avversario, del buon Tarrasch, gioca a cavallo F3, scacco. Guardate che bella, sfrutto il pezzo indifeso, l'alfiere in F4 non è difeso da nessuno, e dopo il cambio catturo. Sto eliminando e sto togliendo pezzi dalla scacchiera, però la particolarità è che io sto cercando di creare minacce. Alfiere F5, sviluppo i miei pezzi, alfiere D3 lo contrasta, alfiere per H3, boom, forse incredibile, forse invisibile, alfiere per H3 sfrutta il sovraccarico di questo pedone G2. O difendo il pedone H3, che chiaramente è stato appena catturato, oppure difendo il cavallo. E la minaccia del nero, quindi giocando una mossa qualsiasi, in realtà potrebbe essere anche questa. Se io catturo lui mi riprende e dopo lo scacco c'è una coordinazione tipica che smonta un po' le possibilità bianche della sua difesa. L'arocco del bianco adesso è totalmente scoperto e da lontano facilmente arriveranno altri pezzi neri a soccorrere, ad aiutare l'attacco del nero, della regina. Dopo alfiere per H3, pedone per H3, donna per cavallo. A questo punto il cambio delle torri forse è costretto? Chi lo sa, perché comunque sia abbiamo ceduto la colonna. Il cambio delle torri voleva giocare alfiere F1 per rafforzare la sua posizione. Al nero serve qualcosa per attaccare, sicuramente ci sono buone idee. Pedone C4 apre dal nulla questo alfiere, alfiere in B8 creando la tipica batteria, due pezzi che esistono sulla stessa diagonale, o forse anche il cavallo che potrebbe zampettare e saltellare dal lato, dal bordo verso il centro. Eppure Aliekin gioca questa mossa. E finalmente anche in questo video ci ritroviamo con la manovra dell'ascensore. Torre 5, la torre si sposta sulla quinta traversa, pronta a dirigersi contro il re. Quindi C4, torre scacco e dopo re H2, cavallo G4. Mossa veramente bella e contro la quale purtroppo bianco è costretta a catturare e dopo torre per G4 arriva l'abbandono.
L'attacco arriva da più punti, da più fronti, da lontano, lungo la diagonale con l'alfiere, ma la minaccia immediata di matto in realtà è imparabile. Splendida partita da parte di Alexander Aliekin, che nel momento in cui Tarrasch ha provato ad attaccarlo, semplicemente si è limitato a creargli problemi. Rivediamo rapidamente questa splendida partita. E4-5, cavallo F3, cavallo C6, alfiere C4, apertura italiana, C3, alfiere B6. Anticipo le intenzioni del mio avversario. Aggiungo che la spinta C3 già mi fa un po' capire l'atteggiamento, il carattere del bianco, perché è un giocatore che se mi gioca C3 mi vuole attaccare sin dall'inizio, quindi questa mossa alfiere B6 è chiaramente una mossa che gioca contro il proprio avversario. La partita è continuata con torre 7, A4 minacciando di intrappolare quell'alfiere, A6 e quindi così a seguire. Dopo torna D8 il piano è quello che ho descritto, il cavallo vuole andare in E7, oppure poi abbiamo scoperto che un'altra idea poteva essere la spinta in D5, alfiere D3 sulla scacchiera, quindi torre 8, cavallo D2. Tutti i pezzi del bianco stanno svolgendo un ruolo lì, proprio verso il centro della scacchiera, e dopo queste catture arriva la mossa che apre tutto, D5. Mossa che cerca di centralizzare i pochi pezzi che ancora non stavano giocando. La partita continua, donna C7, alfiere F4, pronti per attaccare, ma abbiamo detto che il miglior attacco è la difesa, o meglio, che la migliore difesa è l'attacco, cavallo F3 scacco. Rimuoviamo il pezzo più forte del bianco e quindi alfiere attacca donna. L'alfiere si sposta in D3, alfiere per H3, tematica, ogni volta che abbiamo un alfiere che da lontano punta col pedone H3, l'analisi del sacrificio dovrebbe venirmi in mente. Donna per F3, cambio delle torri, l'alfiere va in F1 e lasciamo spazio alla manovra dell'ascensore. La torre allegramente si sposta in E5, direzione Re bianco. C4 sulla scacchiera, torre scacco e dopo cavallo G4 la partita si conclude. Dopo torre G4 arrivano le minacce di matto così come indicate dalle frecce. Spero che questa partita vi sia piaciuta, a me tantissimo, è sempre un piacere commentare partite per voi. L'invito è il solito, seguite i social di Matto Scacco e appuntamento alla prossima.